Oh yeah, oh, what a night. Oh yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. Oh what a night. Oh yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. Girls, y'all got one. A night that's special everywhere. From New York to Hollywood, it's ladies' night, and girl, the feeling's good. Oh yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. Oh what a night. Oh yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh yes, it's ladies' night. Oh what a night. Romantic lady. Dopo la presenza alla BIT di Milano, Borsa Internazionale del Turismo, il marchio d'area della provincia di Agrigento, oggi libero consorzio comunale, è stato presente anche alla più importante fiera del turismo in Germania, l'ITB di Berlino. Una fiera di grande prestigio internazionale giunta alla sua 49esima edizione, che ha visto il suo debutto sin dal 1966 e che oggi raggiunge presenze di grande livello, con oltre 180.000 visitatori, tra cui 108.000 operatori del settore e oltre 10.000 espositori provenienti da circa 190 paesi e regioni di tutto il mondo, che si estende con ben 26 padiglioni ubicati nella location di Mess, quartiere fieristico di Berlino, in una superficie di oltre 150.000 metri quadrati. La ITB di Berlino è considerata dagli operatori turistici una delle più importanti fiere di viaggio al mondo. In tale contesto la presenza del padiglione del marchio d'area, uno spazio espositivo a disposizione di tanti operatori agrigentini, che hanno avuto così la possibilità di illustrare le bellezze del nostro territorio con le sue particolarità incastonate tra terra di storia, natura ed enogastronomia, con l'obiettivo di raggiungere al tempo stesso esaltare il connubio tra risorse naturali, risorse culturali, prodotti enogastronomici e artigianali. A coordinare la presenza della Fiera del Turismo di Berlino il dottor Achille Contino, direttore del settore turismo della provincia di Agrigento, oggi libero consorzio comunale. Continua il radicamento, la pubblicità, l'affezionarsi a questa idea del marchio d'area anche qui a Berlino. Sì, la piazza della Germania di Berlino ci interessa in modo particolare perché la Germania e i tedeschi sono il nostro secondo mercato straniero in provincia di Agrigento e quindi essere qui presenti è l'occasione di promuovere il nostro prodotto turistico e in particolare quello che abbiamo generato attraverso il marchio d'area su questa piazza. Ecco perché siamo presenti con uno stand di 50 metri quadrati, sono come vedete presenti molti operatori del territorio, abbiamo ricevuto diversi operatori stranieri e stiamo continuando questa promozione. È una promozione che deve rafforzare quei prodotti, cioè a dire la Valle dei Templi è il prodotto che ci sta attorno e il turismo di relazione, sono i due prodotti di punta del nostro marchio d'area. Abbiamo già parlato più volte con l'assessore regionale, stiamo cercando di rafforzarne la presenza sui mercati e sono convinto che avremo anche un grande ritorno in termini di risultati positivi. Stiamo vedendo anche una presenza del nostro territorio, ci sono vari esponenti di tante associazioni, insomma di aziende che operano quotidianamente nel territorio qui a Berlino sempre per promuovere il marchio d'area. Sì, abbiamo presenti i rappresentanti della Strada del Vino, dei Montisicani, posso citare Coris Paracino, ma abbiamo anche l'onorevole Sanzeri, il sindaco di Sambuca,
nonché l'architetto Adamo, tante presenze del territorio provinciale che sono qui per promuovere il nostro prodotto turistico. Tra l'altro avremo anche un road show dove presenteremo ai buyers stranieri, in particolare quelli tedeschi, il nostro prodotto turistico in un ristorante siciliano, dove presenteremo a questi operatori il nostro territorio, così come faremo poi ad Agrigento, quando con i workshop li presenteremo il logo, il nostro territorio e il nostro prodotto. C'è stato già un workshop ad Agrigento, abbiamo visto che già ci sono stati i primi risultati, una trentina di buyers internazionali sono venuti, avete fatto vedere il territorio, ma la presenza non si ferma qui, avete in programma anche un'altra presenza anche ad altre borse internazionali del turismo? Sì, saremo presenti anche al Vinitaly, subito dopo si farà un workshop nel territorio della Strada del Vino, dove porteremo anche lì parecchi operatori stranieri e italiani che conosceranno il nostro territorio e cercheremo di promuoverlo al meglio. Salvatore Sanzeri, presidente del Galsicani, anche qui alla Fiera Internazionale ITB di Berlino, ha voluto essere presente in questa iniziativa del marchio d'area. Ecco, intanto come valuta l'iniziativa e il significato della vostra presenza qui a Berlino? L'iniziativa è sicuramente positiva, essere presente su un palcoscenico internazionale come Berlino dà la misura del nostro impegno a voler sviluppare tutto quello che è il turismo e il turismo rurale in particolare del nostro territorio, perché riteniamo che oggi questo è, come dire, sarà la volta per il nostro sviluppo. Credo che un turismo rurale che incominci ad essere presente nelle borse europee, nelle borse internazionali, può rappresentare per la nostra realtà il motore di sviluppo necessario. Noi abbiamo diversi esempi in questo senso, Cianciana, tutti i Sicani, abbiamo investito molto, abbiamo finanziato molto per quanto riguarda il turismo rurale, siamo impegnati nel marchio d'area per proprio caratterizzare ancora di più il nostro territorio, e la nostra prossima programmazione sarà, come dire, tutta tesa e investiremo molto su questo versante. Ecco, tante aziende nel vostro territorio hanno creduto al PSR, tanti sono stati le aziende che hanno investito, insomma, hanno messo su nuovi poli di attrazione. Ecco, lei pensa che queste peculiarità del nostro territorio qui in Germania, alla presenza di un'offerta, di una domanda chiaramente notevole come quella del turismo tedesco, del Berlino, ecco, possa convincere i turisti a venire nella nostra Sicilia e nel nostro territorio? Sì, io credo molto, perché la Germania, in ogni caso già la Germania è interessata alla Sicilia. L'attrazione Sicilia, perché poi l'attrazione è l'attrazione Sicilia. Dentro questa attrazione poi ci sono queste realtà, Agrigento, Sciacca, ma c'è poi l'entroterra, ci sono i Sicani, ci sono delle emergenze, delle risorse che sono veramente importanti. Credo che noi possiamo, assieme alla Regione Sicilia, la Regione Sicilia sta facendo molto, credo che farà molto anche in termini di programmazione, ma noi per esempio abbiamo fatto 2 o 3 misure che riguardano il turismo rurale, e abbiamo finanziato più di 15 imprese che hanno costruito occasioni di lavoro. Noi riteniamo proprio a volerla mettere al minimo almeno 20-30 posti di lavoro, ma poi abbiamo finanziato percorsi turistici, il Platani, il Cammarata, Santo Stefano, Sambuca, Santa Margherita, voglio dire, tutto il territorio siciliano è stato chiuso a Sclavani, è stato investito da una serie di finanziamenti che sono stati proposti dalle Proloco, dai comuni, tutti assieme, e questi determineranno, faranno la rete per determinare nuove proposte di sviluppo a chi viene da fuori. Selector, making moves, yeah, on the dance floor. Gotta move on, dancing, yeah, real hardcore. From the front to the back, that's where I was at. You know, the apple died to do it like that. With Craig David all over you.
strategica la presenza qua del marchio d'aria della provincia di Agrigento. Il comune di Sambuca è diciamo, uno dei comuni che con le strade del vino fa parte attiva a questo marchio d'aria. Abbiamo cercato di partecipare e di contribuire, anche se c'è una maggiore partecipazione delle aziende, però che a breve sicuramente nelle prossime iniziative ci sarà, che metterà in risalto quelle che sono le peculiarità del territorio. Sambuca è uno dei borghi più belli d'Italia. All'interno del borgo è in itinere un progetto che tra l'altro sarà penso il primo progetto ufficiale approvato dalla Regione Sicilia che rivesta la caratteristica di albergo diffuso. Quindi materialmente nel centro storico di Sambuca di Sicilia a breve verrà realizzato un albergo diffuso all'interno di un centro storico caratteristico di origine araba e tra l'altro Sambuca fa parte anche del Galles Cania e penso che sia arrivato il momento affinché questi territori della provincia di Agrigento iniziano a puntare sulla promozione e sulla visibilità e partecipare a questa fiera sicuramente sarà una delle occasioni da prendere e da sfruttare. Col vino voi chiaramente la fate da padrona perché Sambuca con le tante cantine presenti nel territorio è diventato ormai un punto di riferimento non solo in Italia ma anche nel mondo, quindi la presenza di tante aziende che producono vino a Sambuca è importante anche sfruttare anche questo aspetto ai fini turistici. Sì, noi il turismo enogastronomico penso che sia la fonte di ricchezza principale perché poi alla fine su Sambuca o nel territorio, nelle terre sicane sicuramente il vino è la fonte di reddito principale di tutti i territori, di tutto il territorio, quindi sicuramente noi promuovendo il nostro prodotto promuoviamo il territorio e promuovendo il territorio promuoviamo i nostri prodotti. Everywhere, from New York to Hollywood. Oh yeah, yeah, oh what a night. It's ladies' night. This is your night tonight. Everything's gonna be alright. Angelo Palamenghi, direttore del Galsicani, questa presenza qui all'ITB a Berlino come marchio d'aria e intanto questa iniziativa del marchio d'aria ci permette dopo tanti anni di assenza una presenza internazionale del nostro territorio. Sì, la ritengo davvero importantissimo, ancora più importante i soggetti che riesce a racchiudere il marchio d'aria. Noi ad esempio siamo presenti come GAL, come soggetto che opera nelle aree rurali con il distretto rurale di qualità, che è un tassello del più ampio prodotto che vuole proporre il consorzio col marchio d'aria. Noi rappresentiamo l'entroterra, rappresentiamo il turismo relazionale in provincia. Oggi siamo qui a proporre i nostri percorsi, le ippovie che abbiamo finanziato nell'ultima programmazione, le ciclovie, i percorsi a piedi, i percorsi enogastronomici. Siamo qui per portare i borghi rurali del nostro comprensorio in questo evento internazionale, direi una presenza importante e direi un momento importante, un momento che vede diversi attori che assieme coordinano una strategia di sviluppo della provincia e dell'intero comprensorio della Sicilia centro-occidentale. In questo momento di crisi quanto è importante questa presenza e voi avete anche le carte in regola per attrarre il turismo internazionale? Assolutamente sì, siamo in Germania, i tedeschi amano quello che noi proponiamo, il turismo relazionale, le aree interne, amano la natura, amano l'enogastronomia. È importantissimo essere qui, è ancora più importante il fatto che
le diverse risorse finanziarie vengono convogliate verso un unico obiettivo. Ecco, il consorzio attraverso il marchio dà la possibilità al GAL di essere presente in questo ambito, come il GAL in altre sedi promuoverà indirettamente ciò che il consorzio sta portando avanti. Direi che è un momento davvero importante, azioni di co-marketing che convergono verso un unico obiettivo, quello dello sviluppo turistico del nostro bellissimo territorio. Pierfilippo Spoto in rappresentanza della Val di Cammi qui a Berlino. Parliamo della vostra presenza qui e come valutate questa iniziativa del marchio d'area. Tra l'altro so che c'è una novità che state lanciando, ma me la racconta lei personalmente. Allora, intanto un'iniziativa assolutamente di spicco, di rilievo, che permette di stretto di star dentro il marchio e secondo me a pieno titolo, anzi ne diventiamo pure una nicchia in termini di turismo relazionale che da anni ormai portiamo avanti, non solo a Sant'Angelo ma anche in tutto l'entroterra agrigentino. La novità di cui parlavi è che accanto a questa ospitalità diffusa da un po' di tempo ci siamo inventati questa idea della ristorazione diffusa. Intanto le nostre cene spesso sono a casa delle famiglie sant'angelesi che offrono la cena e adesso questa idea si è diffusa presso parecchie famiglie e quindi capita ormai spesso e volentieri che non è più una o due famiglie coinvolte ma anche 3-4 famiglie. Quindi il giorno 28 noi abbiamo avuto un evento dove sono state coinvolte 5 famiglie, quindi il paese diventa un ristorante, si arriva in paese, si parcheggia la macchina in piazza, si viene accompagnati come se fosse a un tavolo del ristorante in 5 famiglie diverse, finita la cena si ritorna in piazza e in piazza presso uno dei bar si consuma un drink finale, una birra, un amaro, come se fosse la fine di una cena al ristorante. Quindi il paese diventa un ristorante, quindi nasce l'idea del ristorante diffuso. Gaetano Marchese in rappresentanza dell'azienda agricola Viola di Santa Margherita Belice, qui presente al marchio d'area per valorizzare il prodotto. Cosa offrite? Innanzitutto che siamo qui a Berlino e quindi abbiamo aderito al marchio d'area perché noi crediamo in questo progetto. Siamo qui con il nostro prodotto di punta che è la marmellata di fico d'India. I fichi d'India sono di produzione propria, quindi possono essere venduti anche come frutto nei 2 periodi dell'anno, quindi freschi, nei periodi di raccolta, quindi giugno, luglio ed agosto. Vengono ovviamente spazzolati tutte le spine, quindi sono facilmente apribili e mangiabili subito. Li possiamo anche avere durante tutto l'anno congelati. Quindi sono reperibili tutto l'anno. La marmellata di fico d'India è una linea artigianale, quindi come può vedere è fatta solamente di polpa, succo di fico d'India e zucchero, niente additivi, niente conservanti, quindi cerchiamo di dare questa particolarità, di avere quella marmellata come una volta, fatta in casa, quindi richiamare quel tipico sapore siciliano delle marmellate e tutto quello che ne comporta. Oltre a questo abbiamo anche una varietà di prodotti che sono anche altre marmellate, una linea salata, ma in questo stand, quindi nel marchio d'area, abbiamo cercato di puntare tutto sul fico d'India perché che già al nord dell'Italia è poco conosciuto, quindi il sapore la gente magari non sa cos'è, quindi è quello che riteniamo proprio particolarità della Sicilia.
Spina, presidente regionale delle Proloco Sicilia. Come valuta intanto questa iniziativa della presenza del Libero Consorzio di Agrigento col marchio d'aria qui alla BIT di Berlino? Beh, naturalmente tutto quello che è promozione, specialmente a livello internazionale, in questo momento è assolutamente da prendere con grande attenzione e plaudo chiaramente a chi ha voluto un attimino mettere insieme tutta una serie di co-partecipanti per creare un'offerta integrata, cioè quello di fare un minimo di azione rivolta a tanti segmenti che può essere inquadrata in questo progetto. Il riscontro lo vediamo giornalmente perché la grande moltitudine di persone che viene a visitare questo stand chiaramente dà il giusto segnale, che è quello che credo si auspicavano nell'organizzazione, e quindi va nella giusta direzione, quello che comunque anche nella nostra vita locale, perché poi va a prendere un po' tutti i segmenti, compreso anche quello che riguardano appunto le Proloco, perché con il dottore Contino, con cui abbiamo collaborato in questi anni, dove si è fatto molto per quanto riguarda gli infopoint nella provincia di Agrigento, che abbiamo aperto grazie alla volontà appunto di creare questa rete che possa fare sistema e accogliere il turista, che è il primo ad avere la necessità di essere seguito, di essere accolto, di avere la possibilità di visitare questa nostra bella isola. Quindi assolutamente positivo questo incontro, e credo che il mercato tedesco darà un grande riscontro. Architetto Giuseppe Adamo della società cooperativa sociale La Quercia Grande, che fornisce servizi per il turismo rurale sui Monti Sicani. Una valutazione di questa presenza qui all'ITB a Berlino del marchio d'aria, cosa ne pensa e cosa offrite voi? Allora, intanto per la presenza è fondamentale esserci in queste manifestazioni come questa di Berlino, che sicuramente è fra le più importanti, se non la più importante al mondo come avvenimento. Non a caso qua c'è realmente tutto il mondo, tutti i maggiori operatori turistici mondiali. Noi qua proponiamo la nostra zona, la Sicilia diversa dai tour ormai conosciuti, non solo Santo Stefano ma naturalmente tutta l'area del Galsicani. Naturalmente qua ci stiamo per la prima volta affacciando come albergo diffuso Quisquina, tutta una serie di case messe in rete che abbiamo creato a Santo Stefano e che stiamo definendo, ma anche escursioni nel territorio dei Monti Sicani e nel nascente parco dei Monti Sicani. Che tipo di riscontro si sta avendo con questa iniziativa? Vedo diversi tour operator. No, il riscontro è ottimo, c'è molto interesse per questa parte della Sicilia meno conosciuta. Anche perché da noi c'è ancora la Sicilia autentica, le tradizioni vengono mantenute non solo nelle feste ma anche quasi nella vita quotidiana o nei nostri ritmi lenti, slow come si usa dire, e soprattutto con l'utilizzo nei nostri locali eccetera di prodotti a chilometro zero. Insomma, da noi si fa da sempre, anche prima che diventasse una moda questo del chilometro zero. Ja, die Zusammenarbeit allgemein mit Sizilien und um die Zusammenarbeit zu verstärken, und Agrigent ist natürlich immer ein Thema für die deutschen Kunden, sind sehr daran interessiert, die Führung da zu machen, und ja. Un operatore molto importante che visita, ci porta molti gruppi in Sicilia, in particolare anche proprio nella nostra zona di Agrigento e zone limitrofe. Anche Monte Sicani, dove vengono spesso proprio i loro gruppi,
perciò per noi diciamo, è un operatore molto importante. Crede in questa iniziativa del marchio d'aria? Sì, allora il marchio d'aria è assolutamente importante, comunque per noi è stato senz'altro un'esperienza molto positiva. Io sono diciamo, un operatore in Camin, noi ci occupiamo già da 30 anni di commercializzare l'aria che oggi qui per la prima volta espone in diretta, perciò per noi diciamo, è veramente una cosa molto positiva. Ecco, che riscontri sta avendo lei? Possiamo fare un bilancio di questa presenza? Quest'anno è un anno molto positivo per la Sicilia, per vari motivi, senz'altro la mancanza del turismo nel Nord Africa che fa fluire in particolar modo sull'Italia e sulla Sicilia molti flussi turistici. Ecco, qual è il principale fattore attrattivo? Chiaro che Agrigento con i suoi templi è la maggiore, però vediamo che gli interessa anche l'entroterra, in particolar modo i Montesicani sono molto richiesti per la sua cucina, per i suoi ristoranti, per i formaggi, la strada dei formaggi della Valle del Tumarrano, i vini che si producono lì, sono prodotti che comunque vengono accettati. Ecco, ora si sta lanciando questo turismo di relazione. Ma da molto che noi già l'abbiamo proposto, in questo caso diciamo, è soltanto per noi una conferma che diamo in questa, perché diciamo, abbiamo scelto già da anni di fare questa tipologia di turismo e veniamo ripagati per questo. Liebe Grüße nach Sizilien aus Deutschland. There's even talk about you wanting me. I must admit that's what I wanna hear. But that's just talk until you take me there. Oh, if it's true, don't leave me all alone out here, wondering if you're ever gonna take me there. Tell me what you're feeling, 'cause I need to know. Girl, you gotta let me know which way to go, 'cause I need to know. I need to know. Tell me, baby girl, 'cause I need to know. I need to know. Susanna Sarullo rappresenta l'azienda Sistema Vino, che è una continuazione di Scopri Menfi. Voi eravate presenti già anche alla BIT a Milano, lo siete qua a Berlino. Ecco, un evento sicuramente importante, il marchio d'aria qui ad Agrigento. Era da tempo che il nostro territorio non era presente a queste manifestazioni internazionali che sono di grande importanza. L'abbiamo vista poco fa con diversi tour operator. Cosa ci chiedono, cosa offrite? Sì, allora molti tour operator sono soprattutto interessati ovviamente alla grande varietà di posti che noi offriamo e grande varietà anche di offerte turistiche, anche se una piccola realtà comunque bisogna ricordare soprattutto che noi abbiamo diverse offerte, quindi passiamo dai piccoli appartamenti di campagna alle grandi marchi come Planeta e Mandra Rossa con la Sette Soli. Sì, è sicuramente importante riuscire a promuovere, a divulgare insomma, il nostro piccolo territorio, il nostro piccolo gioiello come lo chiamo io. Molti tour operator, sia piccoli, dai grandi tour operator, sia i semplici visitatori qui della fiera, sono soprattutto attratti dalla nostra grande varietà di posti. Lavorare in biologico, la genuinità, la tradizione siciliana che proponiamo, sono molto attratti da questo, ecco. Il marchio d'aria ci ha dato questa grande opportunità di presentarci qui all'ITB di Berlino, in questo centro espositivo a livello internazionale. Infatti siamo entrati a contatto anche con grandi tour operator, grandi marchi come TripAdvisor e altre grandi catene alberghiere. Quindi è sicuramente una grandissima opportunità per Menfi, perché si inizia così, muovendo i primi passi in queste grandi manifestazioni. Attraverso il marchio d'aria Agrigento, terra di storia, natura ed enogastronomia, si vogliono raggiungere molteplici obiettivi: creare un'offerta turistica riconoscibile e integrata, mettere in rete, valorizzare e diffondere le esperienze eccellenti, migliorare la qualità e l'organizzazione dell'offerta turistica e dei servizi connessi, promuovere nuove forme di scambio, incontro e collaborazione tra gli operatori economici locali, incentivare la produzione di beni e servizi tipici votati alla
della protezione ambientale, promuovere il dialogo unitario con altri sistemi territoriali. Il percorso è finanziato nell'ambito del POFESR 2007-2013, Marche d'Area Club di Prodotto, operazioni itinerari intorno alla valle, strade del vino Terre Sicane, Valle del Platani e Monti Sicani. Ci traccia un bilancio della presenza del marchio d'area alla Fiera del Turismo di Berlino la dottoressa Giuseppina Miccichè, del settore promozione turistica, Libero Consorzio Comunale, provincia di Agrigento. Un bilancio di questa presenza qui a Berlino. Direi positivo, molto positivo. Per noi è veramente una soddisfazione aver partecipato a questa fiera che è tra le più importanti del mondo. Si presenta per noi l'occasione in questi giorni di presentare il nostro prodotto turistico. Possiamo fare un bilancio veramente positivo. Abbiamo avuto diversi incontri con diversi buyers provenienti da diversi paesi e con loro abbiamo avuto la possibilità di progettare anche collaborazioni future. Questi incontri che abbiamo attivato riteniamo che siano, diciamo, la mossa giusta per attivare uno sviluppo economico, turistico del nostro territorio. Siamo fiduciosi che siamo, diciamo, nella strada giusta. Per sostenere e incentivare ulteriormente la promozione dell'Italia turistica in un'area strategica così importante in Europa qual è il mercato tedesco, l'agenzia Enit anche quest'anno era presente all'ITB di Berlino con il padiglione Italia, con la presenza delle regioni, del Comune di Napoli, di Roma Capitale e vari espositori e tour operator privati, al fine di promuovere la vasta offerta turistica del bel paese. Il compito infatti dell'agenzia Enit nel mondo è quello di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale. La vacanza per i tedeschi, oltre all'investimento in immobili, resta in cima alle preferenze nei consumi privati, che rimangono ad un buon livello, così come ci dichiara il responsabile dell'Enit Germania. L'ITB è la fiera più importante per il turismo al mondo, quindi essere qua vuol dire incontrare il mondo del turismo tedesco, che è per l'Italia fondamentale. Come sapete, più di 10 milioni e 200 mila turisti vengono dalla Germania ogni anno a fare vacanza nel nostro paese. In assoluto il primo fornitore di turismo, possiamo dire, per l'Italia. Se pensate che al secondo posto ci sono gli Stati Uniti con diciamo appena 4 milioni e poco più, potete capire da soli la differenza dalla Germania con i suoi 10 milioni e 300 mila turisti. Oggi fate una conferenza stampa, presentate il prodotto Italia Expo 2015. Sì, di conferenze stampa in questo periodo ne facciamo molte. Stamattina abbiamo presentato il Piemonte, le Langhe, sempre in collegamento con l'Expo. In questo momento stiamo per presentare proprio Expo. Sono venuti i rappresentanti di Expo da Milano. Stasera saremo sempre per presentare al mondo turistico tedesco Expo in ambasciata con Sua Eccellenza l'ambasciatore e i rappresentanti ovviamente di Expo. Sì. L'Enit è presente con uno stand che racchiude tutte le regioni, diciamo, dell'Italia, ma anche tantissimi tour operator, quindi diciamo una presenza massiccia. Sì. Direttamente con noi presso il nostro stand ci sono 10 regioni e più 2 comuni, il Comune di Napoli e Roma Capitale, però le regioni praticamente italiane sono quasi tutte presenti, sia all'interno del nostro stand che fuori, come potete vedere, la Puglia, la Toscana, la Sardegna, ma sono tutte presenti perché, come dicevo prima, la ITB è la fiera più importante per il turismo al mondo. In una scala di valori la Sicilia da 1 a 10 che posto prende nel catturare il segmento turistico tedesco? Devo dire che con la Sicilia abbiamo fatto diverse cose, anche con degli operatori privati, con la regione. Abbiamo portato giù tour operator e giornalisti in occasione dell'apertura dei nuovi voli che ha aperto l'Italia dalla Germania, in modo particolare da Stoccarda, da Monaco
da Düsseldorf in Sicilia, e credo che la vostra regione sia una delle più belle. Io sono sempre molto innamorato quando vengo giù da voi, ho partecipato anch'io a questi educational e quindi ho avuto modo di apprezzare assieme agli altri amici tedeschi che ci accompagnavano le bellezze della vostra regione. E credo che voi avete tutto, avete sole, mare, cultura, gastronomia. Cosa può chiedere un turista di più per la sua vacanza, no? Nel 2013 i tedeschi hanno speso 65 miliardi di euro per le vacanze all'estero, di cui 7 miliardi per viaggi in Italia, facendo registrare un livello di spesa pro capite per vacanza di oltre 906 euro. Il turismo tedesco si conferma per il nostro paese come la maggiore fonte di clientela estera, non soltanto per il volume degli arrivi, che secondo l'Istat nel 2013 ha toccato quota 10 milioni su un totale di 47 milioni di arrivi internazionali, ma per un rapporto storico forse unico nel suo genere che unisce l'Italia e la Germania nel turismo. Uno dei temi principali della promozione è stato Expo 2015, che si terrà prossimamente a Milano, in occasione della quale sono attesi in Italia circa 20 milioni di visitatori. Gli obiettivi di questo grande evento internazionale che interesserà la nostra nazione e anche la regione Sicilia, che sarà presente con il cluster biomediterraneo, sono stati illustrati in una conferenza stampa nello stand Italia curato dall'agenzia Enit, alla presenza degli organizzatori e dei rappresentanti del Ministero dei Beni Culturali. Alessandro Mancini ha ben relazionato il prodotto Expo 2015 qui all'ITB di Berlino. Ecco, se ci vuole sintetizzare brevemente l'importanza che assume da un punto di vista turistico l'evento Expo 2015 per la nostra nazione, chiaramente. Per parlare precisamente dell'Expo 2015 non basterebbero i 30 minuti che ho avuto, ma ci vorrebbero veramente dei giorni, perché c'è un mondo da scoprire all'interno di una città come Milano. Per la nostra nazione la ricaduta sul turismo sarà importantissima, aspettiamo oltre i 20 milioni di visitatori che avranno sicuramente la voglia e la volontà di visitare tutta la nostra bellissima penisola, oltre che le isole, e quindi la possibilità di un impatto che andrà a cambiare sicuramente non solo quelli che sono i progetti futuri a livello agroalimentare, come dicevo di sostenibilità durante la presentazione, ma bensì anche le attività turistiche, perché abbiamo un PIL che forse potrà essere ripreso e un'occasione per l'economia italiana. Ho visto che lei ha presentato Expo nei vari eventi, no? Ci saranno diversi padiglioni, da come nasce il concetto del cibo, ecco, se ce lo vuole spiegare. Certo, è stata la prima volta che una esposizione universale vince la possibilità, e l'Italia l'ha fatta da padrona, con il tema del cibo e quindi di quello che è la sostenibilità per il futuro. Il tema più importante è che nessun altro paese al mondo poteva rappresentare la nostra diversità che abbiamo dal nord al sud, con piatti enogastronomici che, come sappiamo, cambiano addirittura non di regione in regione, ma di paese in paese. Ogni 10 km abbiamo delle pietanze, delle scoperte enogastronomiche che neanche noi che siamo italiani le conosciamo tutte. Quindi sicuramente un mondo da scoprire enorme e importantissimo. Dalla Sicilia chiaramente abbiamo la possibilità di questa grande partecipazione della regione Sicilia anche all'interno del nostro cluster biomediterraneo, e quindi una presenza importante, una presenza che chiaramente sarà una costante durante i 6 mesi e che accanto a altre culture del Mediterraneo rappresenterà quello che sono i sapori, i profumi di questa bellissima terra. Expo 2015, come diceva lei, non è solo un evento per mangiare. Certo, assolutamente no, purtroppo la comunicazione che si dovrebbe fare di questo evento bisognerebbe partire molti anni prima, ma non ci sarebbe l'adatta attenzione a un evento del genere. Al momento la gente si chiede ancora cosa sarà, cosa non sarà. Non è una fiera dell'artigianato, non è nulla da sminuire alle fiere enogastronomiche, alle sagre, ma stiamo parlando invece di temi di architettura. Io lo dico sempre, se l'Expo fosse anche vuota, solamente da un punto di vista architettonico ne varrebbe la pena. Ci saranno sapori, gusti, tradizioni, andremo a capire come vive la gente in altri paesi, e stiamo parlando di 148 paesi che saranno radunati per 6 mesi a Milano, quindi un momento di confronto importante e anche di attenzione mondiale per il nostro paese e di scoperta.
Sto vedendo un Veribello, vedo che voi sponsorizzate anche Veribello. Certo, Cos'è? assolutamente, è il video che ha presentato per noi il MIBAC, quindi un partner importante di Expo, quindi chiaramente è una cosa molto importante avere questi nostri siti bellissimi, archeologici, il 75% delle bellezze del mondo sono in Italia, quindi penso che siamo un paese straordinario che non abbiamo nulla che invidiare, dobbiamo solo volerci un po' più bene. Quale sarà il ruolo della Regione Sicilia? Abbiamo visto che c'è un cluster biomediterraneo, un evento sicuramente importante per agganciarci al nostro territorio. Ci saranno degli eventi quotidiani che vengono proposti all'interno di questo cluster e chiaramente anche la Sicilia ne farà di suoi e verranno organizzati. Il calendario di eventi sarà a breve disponibile anche sul nostro sito internet, ma chiaramente la Regione stessa sarà la prima a pubblicarlo, quindi sicuramente una presenza importante e una presenza, come dicevo prima, che si farà sentire molto. Il turismo sostenibile e comunque l'ecosostenibilità del nostro sistema è anche al centro di questo Expo 2015. Come lo state sviluppando? Dunque stiamo avviando tutta una serie di iniziative, soprattutto con le regioni ma anche con le associazioni eccetera eccetera, proprio per dare visibilità e promuovere l'Italia che fa turismo sostenibile. Expo 2015 è ancora una identità non esattamente percepita comunque dagli italiani perché si pone al centro di un sistema che è fieristico ma che è anche un modello di vita con una prospettiva futura. Sì, no, mi sembra che in questi ultimi tempi insomma, la percezione debba essere arrivata perché la campagna di promozione è stata molto forte, molto capillare. Mi auguro insomma, che il messaggio diciamo, principale sia arrivato, è un messaggio di un futuro sostenibile su cui lo stesso Franceschini, il Ministro della Cultura e del Turismo, punta per il turismo nei prossimi anni. Quali sono le difficoltà che comunque tuttora si incontrano nel sostenere queste politiche di turismo sostenibile, se ci sono, se sono ormai comunque delle concezioni che cominciano a radicarsi nella popolazione? Dunque, per quanto riguarda diciamo, chi fa già turismo sostenibile e l'utente finale, diciamo, è già consapevole di tutto quello che vuol dire e di tutto quello e quale esperienza può trovare. Bisogna lavorare diciamo, a livello più istituzionale per portare avanti un discorso unitario e strutturale e strategico. Colombia, la tierra del café más sabroso del mundo.